Benvenuti alle nuove persone che questa sera sono qua con noi al secondo incontro del ciclo Confini non confini. Io ora non farò nuovamente quel pesante cappello che ho fatto la volta scorsa per spiegare un po' il motivo di questi incontri, il filo conduttore che ci ha indotto a pensare di costruire proprio una lunga serie di incontri sul tema del confine. Dirò soltanto che dall'ultimo incontro sono uscito con quest'idea che i confini ci sono, che possono essere profondi, ma che spesse volte la pretesa di impermeabilità che vorremmo attribuire a questi confini in realtà è il frutto di uno sguardo ex post, di noi che ci giriamo indietro e pensiamo che nell'età di Carlo Magno non si possa andare da Baghdad ad Aquisgrana con un elefante. Quindi mi sembra che sia un tema già fondato, un elemento acquisito da discretamente importante. Questa sera ci spostiamo su un altro argomento, ci spostiamo di parecchi secoli avanti e abbiamo come nostro gradito ospite la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli, ordinaria di storia medievale a Bologna, dove insegna anche storia della città e storia della cultura e del patrimonio della moda. Abbiamo un ospite veramente importante questa sera. Io vorrei un po' così soltanto inquadrare gli ambiti dei suoi interessi di studio che si incentrano sulla storia della cultura e della mentalità e sulla storia sociale. Tuttavia, sempre riscontrabile nei suoi lavori, io l'ho conosciuta l'ho sentita per la prima volta a Venezia, a un seminario organizzato da Orani Muller nel 2002 e si parlava di Monte di Pietà. Noi qui dentro sapete siamo in un Monte di Pietà peraltro, e quindi negli studi di storia della cultura, storia della mentalità e storia sociale della professoressa Muzzarelli vi è sempre uno squisito occhio sulla storia economica. Io adesso non so, potrei semplificare al massimo un percorso scientifico che ha molti canali, individuando alcuni dei temi che io mi ho contato nelle pubblicazioni 221 stamattina facendo un po' di calcolo nel curriculum, e i temi che principali possono essere questi. Innanzitutto direi la predicazione. La predicazione è un tema su cui la professoressa si è concentrata più volte, quindi affrontando questo argomento della comunicazione di massa, in sostanza nel Medioevo, sotto vari punti di vista. Le dinamiche di questa comunicazione, i fini, le modalità. Dopodiché c'è il Monte di Pietà, che è un tema fondamentale nei suoi studi e fondamentale anche per noi, che anch'io mi sono dedicato a questi temi, dopo aver letto un libro suo del 2001, Itinerario alla salvezza, sì, che ha cambiato completamente il modo di guardare il Monte di Pietà, questi istituti di credito caritativo. Poi oltre ai Monti di Pietà, tema strettamente connesso, quello delle relazioni tra ebrei e cristiani, e anche qui parliamo di confini. E ancora attenzione per alcune figure e ruoli femminili tra il Medioevo e il Rinascimento, che è un tema molto connotante i suoi lavori. E infine il fenomeno della moda nelle sue origini medievali e, come si può dire, filtrato attraverso il fenomeno delle leggi suntuarie, che è un po' il tema di cui vorremmo parlare questa sera, e quindi provare a parlare di confini, in questo caso di status, così come vengono espressi dal disciplinamento dei consumi. Lo spunto è questo libro, è uscito questo stesso anno, Le regole del lusso, apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all'età moderna. È un libro che io ho trovato veramente significativo per tante questioni legate all'aspetto dei confini, che poi magari nel dibattito potremo cercare di approfondire. Il libro, come sempre, disponibile lì in fondo. Ecco, io non aggiungo altro e passo entrata la parola alla professoressa Muzzarelli. Grazie. Dunque, vediamo se devo avvicinarmi di più, se sentite abbastanza, penso che vi sentiamo. Avete un bravo direttore
di biblioteca, e non perché è invitato me, ma perché ho guardato abbastanza accuratamente questa biblioteca, come è organizzata, e il fatto stesso che sia stato capace di organizzare questo ciclo in un periodo davvero difficile come questo la dice lunga, per cui insomma sono tempi strani nei quali ci si lamenta di tante cose, di questo non vi potete lamentare, almeno secondo me. L'argomento per il quale vorrei trattare il tema dei confini l'ho preparato con una serie di punti, però come quasi sempre faccio, come mi è stato insegnato, scrivo ma non leggo e sicuramente mi dimenticherò dei pezzi, ma magari, visto che il nostro direttore ha letto, mi richiamerà magari alla fine su alcuni temi che ritiene che ho saltato e che avrei dovuto invece trattare. E non leggo anche perché sono talmente contenta di vedervi che non voglio abbassare gli occhi, vi voglio proprio guardare, perché mi è molto mancato. Devo dire che io faccio questo lavoro da molti anni e la parte di questo lavoro che amo di più è proprio quella della comunicazione. Quasi quasi scrivo i libri per andarli a presentare, perché alla fine è la cosa che mi piace di più, cioè vedere come le persone reagiscono, guardarle in faccia, vedere chi è che viene a sentire le mie sciocchezze. Mi piace molto, per cui non voglio abbassare gli occhi. Cercherò di non disorientarmi, ecco, questo lo farò, e voglio cominciare in maniera diversa rispetto a quello che avevo previsto, ma poi dopo ci tornerò, perché il tema dei confini c'entra anche con l'entrata di questo argomento, l'argomento del disciplinamento suntuario, nella mia vita di studioso. Voi direte, che ci importa come sei arrivata a questo argomento? Beh, adesso ve lo tenete lo stesso l'argomento, ho deciso di dirvelo e ve lo tenete. È andata così, io mi sono laureata moltissimi anni fa con una tesi in etica economica sui monti di pietà e non ho mai abbandonato questo tema, e per fortuna qualcuno l'ho contagiato, e in tempi di terribile e calamitoso contagio, il contagio buono delle passioni degli studi svetta. E non ho abbandonato questo tema, ma l'ho continuato a seguire, e sono partita e ho continuato anche nel tempo a recuperare questo argomento seguendo il filo della predicazione, come peraltro ha già introdotto Matteo Melchiorre. Il filo della predicazione perché i monti sono il frutto della predicazione francescana, ovviamente sono molte altre cose, ma sono anche queste. Quindi ho studiato i sermoni, ho studiato i predicatori, ho cercato di capire come funzionava il monte, poi sono passata a studiare i banchi ebraici, e a proposito dei confini si vede come questi confini siano labili, siano superabili, siano all'improvviso invalicabili, e poi di nuovo tornano superabili. E anche questo sarebbe un bel argomento, ma ne posso fare 3 di conferenze, ne faremo solo una di presentazione. E io incontravo, mentre studiavo queste prediche, leggevo questi sermoni, incontravo spesso delle prediche sulle vanità, delle prediche sulla necessità di disciplinare il lusso, sulle pompe eccessive, sui consumi rovinosi. Mi piacevano, le leggevo, le fotocopiavo, le mettevo da parte, però non mi azzardavo ad andare dal professor Capitani, che era il professore al quale facevo riferimento, dicevo: ma mi piacerebbe questo argomento delle pompe e delle vanità. Temevo che non avrebbe apprezzato l'argomento, allora ho continuato a raccoglierle, e poi a un certo punto ho deciso che varcavo il confine. Ho deciso che mi piaceva questo argomento, ho cominciato autonomamente a lavorarci e a scrivere, ho portato il mio articolo al professore, che mi ha aiutato a pubblicarlo sulla rivista della storia di Chiesa d'Italia, che non era propriamente una rivista frufru, per cui evidentemente c'era un interesse. E il primo articolo che ho fatto, ormai non oso dire quanto, ma insomma un sacco di anni fa, ecco, su questo argomento, che ha segnato il mio piccolo rubicone varcato. Ho voluto porre questo argomento, non se ne parlava tanto in quegli anni, c'erano stati anni di interesse su questo tema, adesso vedremo di cosa si tratta, diciamo fra 8 e 900, con alcuni anche libri, articoli insuperati, e poi per molto tempo di questo argomento non si era più parlato. Adesso pian piano è ritornato in circolazione e io l'ho recuperato più volte. Quindi capisco che è una storia personale, ma è una storia che ha a che fare con un confine superato. È una storia che ha a che fare con l'identificazione di un tema di ricerca
che, se vi dico riguardare molti, ma molti aspetti della società, vi può forse sembrare strano, ma come fa a riguardare tanti aspetti come cerco di dirvi? Facciamo qualche esempio. Le norme suntuarie sono vere e proprie leggi. Sono vere e proprie leggi che cominciano ad essere emanate nella seconda metà del 200 e sono state emanate praticamente ininterrottamente fino alla Rivoluzione francese. Quindi stiamo parlando dalla metà del 200 alla fine del 700. Voi capite che non è piccolo argomento, vere e proprie leggi che hanno avuto secoli e secoli di vigenza, di ideazione e di anche attuazione e controllo. Quindi riguardano la storia istituzionale, la storia della organizzazione dei comportamenti, riguardano la governabilità, sono leggi che hanno fatto il loro esordio in epoca comunale all'interno degli statuti cittadini. Gli statuti cittadini, che sono il sistema per mettere in forma la società, gli statuti a tutti i livelli sono il sistema per far corrispondere una modalità di funzionamento a un'idea, quindi è una fonte lo statuto ed è un tipo, diciamo, di contatto fra pensiero e realizzazione di fondamentale importanza. Anche il nostro condominio ha uno statuto e noi non possiamo tenere in casa un serpente boa perché lo statuto dice che non si possono tenere animali salvo cani, gatti e qualche altro uccellino, ecco. Non lo terremo lo stesso, però di fatto la regola della convivenza del nostro condominio è dettata ed è riscontrabile nello statuto. Bene, gli statuti cittadini che dalla metà del 200 mettono in forma, governano la vita cittadina, hanno persistentemente e regolarmente molte norme che disciplinano le apparenze. Non dico nemmeno il lusso, perché se dico regole suntuarie subito ci si richiama all'idea del lusso, ma regolano le apparenze, che non è necessariamente riscontrabile come un'apparenza lussuosa, perché se ad esempio stabiliscono quanto può essere lungo uno strascico, la differenza di uno strascico da un braccio, circa 70 cm, o 2/3 di braccio, mezzo braccio o un terzo di braccio, fate conto, 20 cm, che lusso poi sarà. Eppure c'è una precisa regolamentazione anche della lunghezza dello strascico. Allora, cosa vuole dire questo? E siamo ancora al punto dell'importanza di questo tema dal punto di vista dell'organizzazione della vita sociale, della vita politica e della vita di relazioni cittadine. Poi ne dirò altro. Cosa significa tutto questo? Questo significa che nel momento in cui il comune mette in forma la vivibilità in ogni singolo centro, attribuisce una grandissima importanza a questo strumento, alla regolamentazione delle apparenze. Ma non finisce qui. Non finisce qui, perché questa regolamentazione, che comincia allora e va avanti per secoli e cambia moltissimo quanto a corposità e a dettagli, implica una precisa descrizione di oggetti che quindi ci parlano di cose prodotte, di abilità artigianali, di gusti, parlano di persone che questi oggetti vogliono, che cercano di avere e che magari sono limitati nel poter esibirli. Quindi è un altro sguardo che questa normativa consente di gettare sulla società, quella delle cose, quella dei gusti, quella delle capacità produttive e quella persino, dei colori, delle fogge, in ogni loro dettaglio. Ma non finisce qui, perché c'è anche da ragionare a chi si rivolge il legislatore quando scrive queste norme, quando detta queste norme. Si rivolge a uomini o si rivolge a donne? Beh, si rivolge nel 90% dei casi a donne. Quindi è una storia che riguarda anche il genere. Anche perché, è meglio che ce lo chiariamo, le donne alle quali si rivolge non è che andassero autonomamente fuori a passeggio a comprarsi un bel paio di scarpe. Queste donne esibivano oggetti spesso anche elaborati, complessi, che erano qualcosa che veniva consegnato loro come dote, che veniva predisposto per il matrimonio, quindi era un oggetto che è frutto di una cultura, di un investimento, di un coinvolgimento di un'intera famiglia.
Quindi perché colpire soltanto le donne? Si colpivano le donne perché erano un manichino d'esposizione, perché erano la vetrina del privilegio della famiglia, perché erano il simbolo, l'elemento comunicativo di un intero gruppo. Quindi è vero che c'è un tema di genere, ma sempre a proposito di confini, cioè non è che riguardasse, non possiamo dire che questa è una storia che vuole punire le donne, è una storia che riguarda donne che avevano una certa funzione, appunto, anche di comunicazione, e sulle quali si interviene per dire cosa si può comunicare, perché, eccetera, eccetera. E poi c'è anche un altro aspetto, ne potrei aggiungere ancora, ma quanto agli aspetti che e c'è l'aspetto del controllo, che fare le norme, insomma, non dico che sia facile, ma non è neanche poi così difficile. Il vero problema è riuscire a farle rispettare e quindi anche controllare e punire quando non vengono rispettate. Quindi è anche una storia che riguarda le trasgressioni, che riguarda i confini che vengono vaccati, che riguardano i tentativi di sfuggire a una delimitazione, a limitazioni che vengono spesso patite e delle modalità che vengono messe in essere per controllare questo tipo di rischi. E qui si aprono alcune questioni che incredibilmente questo mondo così lontano e questo strumento che ci sembra così diverso da quello che la nostra sensibilità registra, incredibilmente tutta questa materia si avvicina molto a noi. Si avvicina molto a noi perché, specialmente dopo questa esperienza che abbiamo fatto, che ci ha, volenti o nolenti, segnato profondamente sotto molti punti di vista, il tema delle regole, del rispetto delle regole e degli strumenti per controllare le regole è diventato di grandissima attualità ed è diventato anche diverso il nostro modo personale di pensare a queste regole e di reagire al sistema di controllo. Credo che se ci pensiamo, forse l'avete già perfettamente diciamo così, elaborato questo tema, ma se per caso non vi fosse capitato, ci pensate un attimo, sicuramente un anno fa vivevamo in un altro modo l'idea del controllo del nostro comportamento e vivevamo anche in un altro modo una regola che ci impone orari, forme, uscite, entrate. A dire il vero forse non la concepivamo nemmeno. Quindi scrivo un libro che ha come titolo Regole del lusso, cioè, oddio, ma cosa c'è di lontano? Non lo so, spero di non aver portato male, come poi viene anche questo sospetto, ma le regole ci sono talmente diventate familiari che anche una tipologia di regole come questa è molto meno distante di quanto non potesse sembrarci fino a non tanto tempo fa. E assieme a questo è molto meno distante anche il tema della occhiuta vigilanza per sorvegliare che queste regole siano realmente applicate. Questo è un punto molto importante sul quale vorrei fermarmi un po' di più. Ma perché insisto nel dire così distante, o almeno sembrava così distante? Beh, così distante perché francamente non riesco a immaginare che noi oggi riusciremo ad accettare l'idea che a seconda della nostra posizione sociale possiamo avere ed esibire un certo numero di vestiti con certe caratteristiche, una certa lunghezza o larghezza di maniche, una certa altezza di diciamo, guarnizione in pelliccia, un certo numero di anelli alle mani e addirittura un certo numero di bottoni con un certo preciso peso del bottone che è in argento dorato, certo non in plastica. Ora, cosa ne diremmo noi se qualcuno oggi dicesse tu sei figlia o moglie, perché non c'è un ruolo autonomo per tutta l'epoca della quale ci si occupa in questo libro delle donne, oppure se anche c'è in rari casi, in alcune forme di rare intellettuali, di qualche mistica, ma che sfuggono a un tipo di regolamentazione del genere, cosa ne diremmo noi se potesse valere l'equivalente di una cosa del genere? Moglie e figlia di
di nobile o di cavaliere, può portare 3 abiti, può avere la lunghezza di un braccio nello strascico, può avere una larghezza massima alle caviglie della sua veste di circa 8 metri, non lo esprimevano in metri ma ve lo dico io, cioè che non è propriamente una piccola cosa, 8 metri. Moglie e figlia di persona che appartiene alle arti superiori, solo 2 vesti, 6 metri, eccetera, eccetera. Moglie e figlia di chi appartiene alle arti mediane, una sola veste, 4 metri e così via. Non so come, anche immaginando che oggi queste figure siano non legate al marito o al padre, ma anche autonome, quindi l'avvocatessa si può vestire in un certo modo, la maestra elementare in un altro, la commessa in un altro ancora, la badante in un altro ancora. Cioè, troveremmo inaccettabile, no? Una intromissione nella nostra vita personale, il legislatore che ficca la testa nel nostro armadio, assolutamente intollerabile. Ora io non voglio dire che proprio che andiamo avanti così cadrà anche questo, perché non lo penso, però dico, io certo non immaginavo anche soltanto qualche anno fa che qualcuno avrebbe messo le mani nei miei rifiuti, cioè intendo dire nel sacchetto della carta o della plastica che io deposito davanti a casa, invece adesso lo fanno. Ci sono persone che sono autorizzate a farlo, aprono i sacchetti, controllano che noi smaltiamo correttamente i rifiuti e se non lo smaltiamo correttamente risalgono da una busta che l'Enel mi ha mandato per sollecitare magari un pagamento, che questo busto è mio e che io ho messo scorrettamente assieme alla carta anche una plastica e mi arriva a casa una multa. Sono regole, sono leggi, è un controllo, c'è una multa. È esattamente lo stesso sistema di cui parlo qua. C'è anche oggi. C'è anche oggi ovviamente in una forma molto diversa, che non riguarda il numero di vesti che io posso mettere, che non riguarda la lunghezza del mio strascico o l'altezza dei tacchi. L'altezza dei tacchi ci sarebbe qualcosa da dire, nel senso che le norme prevedevano anche questo. Non c'era il tacco a tallone, c'era la piattaforma. Dice, roba da medioevo, sono tornati di moda, abbiamo tutti le piattaforme. Piedi, io 2 dita, ma capite, ho fatto 70 anni, ma gli altri hanno anche tutt'altre cose. Ma nel nostro museo medievale di Bologna, ma ce n'è un paio anche al Museo Corretto di Venezia, ci sono 2 pianelle che hanno una piattaforma di circa 50 centimetri. Ma non è che sono appoggiate lì per far bella figura, no, si usciva infilando il piede nella pianella, che si chiamava pianella, di 50 centimetri. Questo ovviamente era uno dei motivi per i quali ne parlavano poi i predicatori, perché queste donne che uscivano in questa maniera, a parte che si trattava, questa non mi ha mai convinto fino in fondo che gli uomini accettassero di uscire con una donna 50 cm più di loro, vabbè, non ci sta, però insomma, scrive il Garzoni che sembravano delle gigantesse, per cui ne parlavano, non saranno state tante, però queste pianelle sono anche rappresentate nell'iconografia, oltre ad averle noi proprio come oggetto storico, come fonte materiale. Però per dirvi, anche questa è una grande distanza, non c'entra niente, ancora le pianelle di 50 cm non le portiamo, però anche qua mai dire mai, ecco, persino dal punto di vista dello spunto degli oggetti non è che c'è poi un confine invalicabile, si torna avanti, si torna indietro, però vi dicevo, questo aspetto della intromissione nella nostra vita ci sembra lontanissimo. Ma in realtà il tema delle regole che hanno come scopo quello di mettere in forma una società, nei nostri ultimi tempi, teoricamente addirittura di salvare le comunità, visto da questo punto di vista, questo tema ha una non solo lunghissima vigenza, ma anche una ben precisa risonanza nel nostro ricordo anche più immediato. Ha un'altrettanta risonanza nell'assoluta necessità di controllare. Andiamo un attimo a vedere come stanno le cose. Fin dall'inizio, fin dagli esordi, questa normativa che quindi vuole disciplinare le apparenze, non solo i lussi, e lo vuole fare distinguendo per categorie e lo vuole fare anche evitando a tutte le categorie spese eccessive, quindi troppo oro, troppo materiale di importazione o troppe perle, che poi alla fine invece vengono accolte, perché sono difetto della conchiglia, ma insomma, difetto della conchiglia e oggetto che non è durevole, è vero, a differenza dell'oro, la perla, dopo un certo numero di anni si deteriora. Quindi c'erano
buone ragioni, ecco, per evitare tutto questo. Bene, ecco, questo atteggiamento compare fin dall'inizio della legislazione suntuaria, di vietare sprechi, vietare oggetti di particolare, diciamo, valore, e attribuire ad ogni categoria sociale una precisa quantità e qualità di oggetti che lo rendono ben distinguibile o abbastanza distinguibile. In una società gerarchizzata e di diseguali, che viene curata nella sua differenza, nella sua disegualità, ma dico curata perché in fondo a tutti viene concesso qualcosa. E viene concesso qualcosa, purché si rispettino questi limiti e questa ben precisa, diciamo, catalogazione. Abbiate pazienza, sono allergica ma da 7-8 anni, quindi un tempo non sospetto. Bevo un po'. Infatti ogni tanto bevo, ma purtroppo serve poco. Ma questa forma, diciamo, di categorizzazione e distinzione riguarda non solo le diverse categorie sociali, ma anche categorie, diciamo, un po' a parte. È prevista una specifica estetica anche per le meretrici. A parte perché non sono mogli e figlie di, o meglio, sono tutte figlie di, ecco, però magari non sono rese distinguibili come, sono donne libere. E anche all'interno di questa categoria particolare c'è una distinzione. C'è una distinzione, questa è una società che ha una specie di ossessione per distinguere, graduare, misurare e multare. Sono 4 punti. Distinguere, per cui anche all'interno di questa categoria particolare, come può essere quella delle donne pubbliche, c'è una tipologia diversa. Ci sono quelle che operano nelle taverne, per le strade, quelle che operano nei postriboli, d'altronde che lavorano, sono massaggiatrici, sono quelle che lavorano nelle case, il mondo lo conosco relativamente, però insomma sappiamo che c'è. E poi ci sono le cortigiane, che non sono lettrici, però sono donne libere. Ecco, e da questo punto di vista, anche per una categoria come questa, c'è una distinzione interna e una specifica forma, diciamo, di apparenze concesse. Le pianelle di 50 cm erano proprio un po' un appannaggio delle cortigiane, perché c'è rimasta, sai, ti ricordi la figurina che si tira sulla gonna che è rimasta in archivio? Ecco, queste donne utilizzavano questo sistema anche come strumentario di seduzione, perché voi capite, camminare su 2 oggetti del genere di 50 cm, intanto non c'è certo la falcata sportiva, e poi c'è anche un certo andare onduleuse, cioè un po' ondeggiante, e che risultava molto attraente. Solo che in casi del genere le donne di buona morale non volevano lasciare le altre questo sistema, diciamo così, di seduzione, e quindi cercavano e lottavano per impadronirsi anche loro di questo oggetto. E la legislazione suntuaria lascia trasparire anche questo: i divieti, le resistenze, qualche accoglienza, nuovi divieti che ad esempio hanno riguardato gli orecchini. Gli orecchini non sono mai stati utilizzati dalle donne fino al 500, erano ritenuti stomachevole ornamento. E perché stomachevole ornamento? Beh, insomma, perché si trattava di forare, ad esempio, non senza ad esempio, di forare l'orecchio, quindi di intervenire su una corporeità che era disegno e volontà di Dio. E qua i predicatori, e io tenevo le mie prediche da parte per il momento giusto, facevano sempre il caso di un pittore che fa un bel ritratto come a lui pare, da grande artista, poi entra un servente o una servente che vede questo oggetto e dice: oh, non mi piace mica tanto, prende lo spazzone dei lavori o qualche scopettino per pulire il camino e gli dà qualche sistematina. Torna dentro l'artista e dice: oddio, cosa è successo? Questa è la metafora di Dio che ti ha fatto così come sei, e te che saresti povero servente con lo scopettone cerchi di modificare qualche cosa e alteri il disegno, la proporzione, la volontà di Dio, eccetera eccetera. L'orecchino no, ma le donne piaceva. E allora l'orecchino, che è stato per un periodo uno degli emblemi della distinzione
condizione delle donne ebree, veniva messo, non era frequente in alcune città, sì, le anelle alle orecchie, piaceva alle cristiane, alternato qualche perla, non perla, qualche biglietta, diciamo così, d'argento, oppure d'ambra, c'è ambra che gira, per cui anche le categorie più basse. Ecco, ovviamente potrei dettagliare molto di più, vorrei dire ancora una cosa e dopo passo invece agli ultimi due argomenti, sono un po' in ritardo. Quando non ne potete più fate come facevano i predicatori, muovete le sedie, così capisco che devo chiudere. Ho parlato un po' di gioielli perché uno degli aspetti anche così molto testimoniato dall'iconografia, ma il tema delle vesti sarebbe interessantissimo. Lì vediamo soprattutto lunghezze, larghezze, la manica che deve arrivare fino a terra, può arrivare fino a terra, cioè ma come può arrivare fino a terra? È larga alla base in modo tale che può toccare terra, con tutta una serie di conseguenze che anche la novellistica coglie, non riuscirai mai a prendere un bicchiere a tavola senza atterrare tutto quello che c'è in mezzo, è evidente, oppure non so, la scaldatura, tutta una serie di elementi diciamo che riguardano la struttura. Ma sappiamo poco, ad esempio, dei colori di questi abiti. Questa è stata per me veramente una scoperta, devo dire, perché l'iconografia fa vedere molte cose, è l'occhio, no, della storia, però non ero del tutto convinta. Poi c'è stato un fatto che, trattando l'argomento del controllare e punire, mi sono imbattuta nelle vesti bollate. Dopo collego i due temi. Tu hai fatto una norma, benissimo, a questo punto però la norma deve essere rispettata e la norma non dovrebbe neanche essere retroattiva e i nostri medievali lo sapevamo benissimo, quindi non è che sia una posizione dell'ultimo tempo. Quando esce la norma, magari nell'anno 1401, io mi sono appena fatta fare nell'anno 1399 un abito che è un capolavoro, che costa come un appezzamento di terreno, noi lo sappiamo, costano così come un appezzamento di terreno, un abito ricchissimo, che mi dà una gran soddisfazione, un gran gusto. Voi credete veramente che io non me lo metterò mai? È evidente che il legislatore se l'è posto questo tema. Allora dice, se l'hai già fatto, ti consento di tenerlo, però devi venire a dichiarare subito, entro 2 giorni, perché bastavano forse 3 lo rifacevano l'abito, è nuovo. Per cui, ma io ce l'avevo questo dal tempo del cuco. Allora che se va entro 3 giorni è impossibile. Quindi venivano dichiarati, venivano tutti descritti, elencati, verosimilmente si pagava una e non molto una tassa e si applicava sull'abito per renderlo distinguibile un segno, una sorta di bollo e si chiamano vesti bollate. Grazie alle descrizioni che noi abbiamo, per Bologna ne abbiamo 230, ma per Firenze ne abbiamo più di 6.000. Tuffarsi in questo mare è stato per me una sorpresa incredibile. Degli abiti in technicolor che desigual si vada a nascondere, che erano metà di un colore e metà di un altro, metà a quadretti e metà a righe, davanti, di dietro tutto all'incontrario, di tessuti i più svariati, con righe. Io nell'iconografia non ne avevo mai visti. Li ho visti, ho fatto una caccia degna di miglior causa, avrò trovato 10 vestiti a righe e qualcosa ho messo nel libro, ma non li trovo, non ci sono. Lì nelle 6.000 dichiarazioni sono quasi tutte a righe. Cosa vuol dire? Vuol dire ad esempio che se voi vi fondate su un unico tipo di documento può darsi che la realtà sia molto diversa. Per dirvi anche questo, come ci sono informazioni di genere diverso anche metodologico che derivano. Righe orizzontali, verticali, nello stesso orizzontali, verticali e trasversali, nello stesso ambito, e righe nelle righe, che sono ancora più che mi chiedo come fate. E questo mi ha molto sorpreso e ha arricchito anche la conoscenza, ha modificato anche alcune teorie, quelle di Pastorò della stoffa del diavolo. E le righe le portano solo, fate i conti Galeotti con quei di Sing Sing che vanno in giro con questo tutto e una bella palla al piede, cioè, ma non è vero, le righe hanno una storia ricchissima. Ma queste veste bollate, questo elenco, ci introduce, lasciando per un attimo, devo concludere, all'altro argomento che volevo trattare con voi, quello cioè del controllare e multare.
la dichiarazione, l'autodichiarazione era già un buon sistema di collaborazione con il legislatore, con chi governava. Mi autodichiaro e pago una tassa. Sì, perché non l'ho ancora detto. Per ognuno dei comportamenti che erano limitati e che quindi colpivano le persone, era regolarmente prevista una multa. Quindi in sostanza, non dico in tutti i casi, ma nella grande maggioranza dei casi, bastava pagare. Bastava quindi intendere queste norme come una sorta di tassa sul lusso. E ci vedo anche qualche motivo di ispirazione. Perché no? Tu vuoi portare questo, quello, quell'altro, paga. Addirittura in alcuni casi era una tassa sul lusso che possiamo equiparare alle nostre tasse di scopo, perché veniva detto a cosa sarebbe stato applicato il vantaggio costituito per la cittadinanza della multa, anche al monte di Pietà, quindi sono andata a vostra stranotte, ma a parte quello, a lastricare le strade, a rifare la facciata del palazzo, cioè, mi è sembrato anche questo un elemento estremamente interessante. Ma se l'autodichiarazione, e per quelli che non si autodichiarano bisogna andare a controllare. E quindi fin dall'inizio questa normativa si accompagna anche con un sistema di controllo, e proprio le primissime norme bolognesi fanno un esordio con un piccolo, episodio, un processo che abbiamo messo nella nostra raccolta di leggi, che una certa donna Francesca va alla chiesa, dove andavano le donne vestite come dei feticci, andavano in chiesa e tornavano a casa. E magari lungo la strada, come in un processo che è stato riguardato Padova, è un processo molto bello, dell'anno 1500, adesso ve lo dico. In questo processo di Padova una signora, 1561, o andava alla chiesa o andava a trovare qualcuno in una casa davanti e si è affacciata a un balcone, è stata vista da qualcuno per la strada che al balcone esibiva un certo abito, è stata denunciata. Ci avviciniamo, e vi concluderò, con i nostri tempi, con le denunce, eccetera, eccetera. Ma vi dicevo, c'era questa tassa del lusso che sostanzialmente era una tassa, una multa applicata a tutti quelli che disattendevano le norme, ma bisognava controllare, ed ecco che questo personale del comune andava soprattutto vicino alle chiese a controllare con la canna in mano, che la canna sarebbe una sorta del metro, e cercava di avvicinarsi. Subito, quando il notaio cerca di avvicinarsi nell'episodio che abbiamo ricostruito, la famiglia fa quadrato attorno alla donna, come a voler equivocare cosa vuole questo signore con una canna, cosa volete che volesse. Era il notaio del comune con una canna, voleva misurare, ma la famiglia fa quadrato, perché in effetti non è un problema o così uno sguizzo della donna, è la famiglia che vuole che la donna esca così abbigliata, così ornata, per mostrare il potere. Però i funzionari c'erano e facevano la loro parte, ma c'erano anche gli occhi aperti di tutti i cittadini. E qui arriviamo a questo tema che poteva sembrarci così lontano e che all'improvviso si è molto avvicinato a noi. E mi spiego. La normativa prevedeva dal 200 in avanti regolarmente che chiunque in città assistesse a una di queste ostentazioni o esibizioni di qualcosa di inappropriato, non necessariamente di lusso iperbolico, era tenuto a denunciarlo e avrebbe avuto una parte non inconsistente della multa. E voi capite che la gente, come dire, aveva interesse a tenere gli occhi ben aperti. Noi non sappiamo in quanti in realtà denunciarono, questo è un tipo di documentazione che non ci è giunta, possiamo anche immaginare perché. È certo però che la legislazione ha continuato a prevedere questo elemento dall'inizio alla fine, fino al Settecento. Ecco, vedete, questo è stato uno dei punti che mi ha più sollecitato a riflettere, tant'è che dopo poi è nata un'altra ricerca, ci ha portato un libro per riferire l'autorità. Ed è nata proprio per quello che mi riguardava, dal fatto che tutte le leggi prevedessero questa sorta di collaborazione degli altri. Ecco, qua mi sono trovata in difficoltà, francamente, perché questa è denuncia, è delazione, è un fare la spia, e c'è il noto detto che chi fa la spia non è figlio di Maria, oppure dare una mano a chi governa, se è un governo, diciamo, relativamente condiviso. Questo ci ha portato ai nostri giorni.
Noi ai nostri giorni avevamo queste regole, no? Le regole erano: state a casa, non uscire, ma non uscire perché rischi di far male a te ma anche agli altri. Beh, io apro la finestra, vedo il mio vicino di casa che fa una festa con 30-40 persone in allegria, che stanno tutti uno vicino all'altro. Cosa faccio? Telefono e sono una spia? Sono uno che sta perseguendo il bene degli altri? Sono uno che si fa i fatti degli altri? Sono qualcuno da biasimare? Sono qualcuno da non biasimare? Cioè mi si è aperto un mondo anche di problemi, di questioni. Ed è stato per me un'esperienza importante, interessante, perché sia il tema delle regole, questa intromissione, come dicevo, nelle nostre vite, nei nostri armadi, nei nostri sacchetti, per il tema della solidarietà, della sostenibilità, oppure questa intromissione nella mia casa, nel mio giardino, se invito 10 persone o una o due, se sono parenti o meno, hanno avuto un effetto eco nella mia mente con questo mondo che ho studiato per un medioevo apparentemente così lontano, dove c'erano regole, usi, anche per quello che riguarda le donne, le quali, fra l'altro, e davvero concludo molto tardi, le quali fra l'altro erano consapevoli del fatto che ci si rivolgeva a loro e solo a loro, ma erano anche forse consapevoli del fatto che era l'unico modo per essere visibili, abbigliarsi in un certo modo. E questo modo di abbigliarsi non era soltanto forse esibire potere, potenza, forse era anche esibire sentimenti. Vi voglio leggere una piccola riga, ma che mi è piaciuta tanto quando l'ho trovata, insomma, voglio dire, perché uno di quei notai registratori che prendeva nota delle cose che venivano portate alla registrazione, davanti a uno di quegli abiti è rimasto talmente stupito, ammirato, che ha scritto una cosa del genere. La so praticamente a memoria, ma voglio leggerla perché voglio che capiate l'effetto che ha avuto anche su di me il documento. Donna Francesca, moglie di Giacomo Sanudi, notaio dei signori difensori delle arti della città di Bologna, quindi donna di elevata posizione, presentò, è andata proprio lei, di solito andavano gli uomini ma anche le donne, una veste concessale per l'affetto che il marito reca nei suoi confronti. Voi vi aspettate che un notaio scriva una cosa del genere? Questa veste è talmente bella che il notaio dopo dice, perché dice: ma quanto la deve amare questa donna? È bello questo, come dire, tradire questo sentimento. È una veste a torli, a onde, di velluto color grana, un rosso scuro, con foglie dorate e scarlatto misto con velluto nelle onde. Un capolavoro. Noi abbiamo cercato in alcuni casi di riprodurre almeno il disegno, difficilissimo, a torri, sono come dei cannoni, delle pieghe tonde, e poi aveva questo motivo a onde e c'erano queste foglie d'oro che navigavano all'interno di queste onde. L'effetto è tale, non solo che il notaio dice: ma quanto la doveva amare, ma dice anche, e lo trovo bellissimo come conclude: ha licenza di navigare nella sua veste attraverso le onde, favorita dal soffio di venti fausti. E come si dice, se vai con una veste del genere, sono rimasta senza parole. E questa non è che una delle descrizioni fosse la più bella, ma di un notaio registratore che prende buona nota, applica la sua bella multa e porta soldi alla comunità, perché questi sono i denari. E quando ho fatto la prima presentazione del mio libro a Bologna, io l'ho fatta con l'assessore al bilancio. Il ministro non hai qualche idea. E l'assessore al bilancio mi ha detto: sì, adesso ho venuto. Guarda che davvero è stato tanto. Sì, ecco, mi ha anticipato. Vuol dire, ma con tutto questo sfarzo, allora come facevano a difendersi? E per esempio,
c'erano stati, immagino, darmi, scippaponi, ma come facevano la difesa? C'è poco da difendersi. Cioè, ho anche messo un bel caso. Una signora va in giro con una doppia corona in testa che aveva una quantità di perle, ovviamente un poveraccio il salta addosso per guardia, finito impiccato. Cioè, queste donne non uscivano mai da sole, quindi uscivano sempre accompagnate e era molto, diciamo, raro che l'impresa riuscisse. I furti c'erano, erano frequenti, ne abbiamo, ecco, però non era mai un'esibizione di una singola che va da sola da qualche parte, per cui ho saltato completamente tutto l'aspetto banchetti, perché avremmo anche quello, quante portate in due, quanti chili di carne si può mangiare, sta male proprio, neanche riesco a immaginare, persino la qualità e quantità dei dolcetti, perché le norme riguardano anche questo, però non di tutto si può parlare. Comunque lei ha assolutamente ragione. Erano pure un numero di persone non elevatissime, quelle che potevano portare questa grande quantità, grande valore. In molti casi si trattava anche di, non so, una ottantina di bottoni, perché i bottoni non è che servissero a chiudere, servivano a far vedere che avevi una certa capacità di esibizione, e quindi si portavano non so, nell'ultima parte della manica, ma dalla spalla fino alla fine, diciamo, quasi alle dita. Per cui è evidente, ecco, che c'erano anche dei livelli molto più bassi e così via, però il rischio c'era, ma di solito finivano male. Ho anche avuto un nome. Prego. Buonasera. La prima è un po' più tecnica, nel senso queste erano proprio norme giuridiche, ovvero c'era anche la sanzione, ne ha parlato, quindi non erano norme sociali o consuetudini come oggi magari si parlerebbe in termini di costume. E la seconda domanda è, queste norme servivano a distinguere gli status sociali e basta, o erano anche dovute a delle questioni economiche, per esempio la scarsità dei materiali, e quindi si preferiva permettere solo ai ricchi di utilizzare certi materiali e così via? Sono questioni molto importanti che lei tocca. Dunque, le norme erano sostanzialmente, certamente civili. Va detto però che erano accompagnate anche da una forte, diciamo, opera di convinzione da parte dei religiosi. Infatti io sono arrivata alle leggi attraverso le prediche, perché i predicatori accompagnavano e in molti casi addirittura hanno introdotto questo sistema di regolamentazione, e in alcuni casi noi sappiamo che ad esempio nell'area d'Italia direttamente governata dal pontefice, le norme vengono emanate, così si legge nei documenti, perché lo stesso predicatore ha chiesto di entrare in consiglio comunale e di illustrare bene la necessità di intervenire su questa materia. In alcuni casi quindi addirittura c'è un'ispirazione che risulta venire, diciamo, dal mondo della Chiesa, in molti altri casi c'è un'opera di accompagnamento. L'opera di accompagnamento che è la campagna che fanno alla televisione a non andare troppo forte in macchina. Ecco, allora c'è la norma, però se non diventa in qualche modo, ti fanno vedere il tizio schiacciato, un bimbo che dice babbo non è più tornato, qualche cosa che ti spezza il cuore, ecco, che dovrebbe teoricamente aiutare, e lo facevano i predicatori. Quindi è una norma civile, ma c'è un forte anche, diciamo, sostegno da parte, diciamo, di tipo morale. Quanto la seconda questione che lei poneva era se si trattava solo di distrettuare le diverse categorie o c'erano anche altre finalità. Questa della perimetrazione sociale è quello che ho più sottolineato, visto che qua si parlava appunto di confini, quindi che ognuno stesse nei suoi confini e che venisse distinto, anche se poi c'erano casi molto particolari, tipo matrimoni che facevano cambiare la posizione sociale e così via. Però c'è anche, l'ho appena accennato, ma c'è anche una certa, diciamo, volontà di preservare alcune produzioni, ad esempio locali, evitando le importazioni. Ecco, questo era forse uno degli elementi più significativi, perché c'era il grande rischio che si svenassero le famiglie proprio per le doti, si pongono limiti anche alle doti, per questi abiti, per questi tessuti, e poi non avevano poi le risorse per sostenere altre richieste che poi la città avrebbe fatto per, non so, campagne militari o altre cose, e quindi c'è anche questo aspetto. Buonasera.
Ha parlato prettamente di una situazione magari italiana, quindi anche cattolica, in contrapposizione magari con il mondo ebreo. Se posso presumere, magari sbagliando, che il mondo cattolico condividesse certe visioni, magari la Spagna, la Francia, nel momento in cui avviene lo scisma, per così dire, con il mondo protestante, questi regolamenti si mantengono o viene a porsi un nuovo, diciamo, confine tra le due realtà? Una questione di veramente grande interesse questa. Dunque, io posso dire questo. Intanto che la normativa suntuaria non solo ha questa amplissima, diciamo, arco cronologico dal 200 al 700, ma ha riguardato non solo tutta l'Europa, ma quasi tutto il mondo. Noi la troviamo in tutti i paesi, cioè qualche cosa di simile, poi ovviamente ognuno ha la sua università. Quindi queste due cose, specialmente la seconda non l'avevo detta, meno male che lei me l'ha sollecitato. Perché adesso ad esempio c'è questo libro molto bello che è uscito da poco, a cura di, se non l'avete in biblioteca, molto bello, di Giorgio Riello, che è uno dei nostri di Padova, anche se non è in Italia da moltissimi anni, e la Rublac, che è sulla legislazione suntuaria in tutto il mondo e anche nell'America Latina, quindi veramente. Lei dice il mondo protestante. Questo è veramente un punto interessante, nel senso che nel mondo protestante, cioè, intanto va detto che questi usi così esagerati, questa necessità di calmierare, gli usi esagerati erano soprattutto negli ambienti di corte. La necessità di calmierare non è negli ambienti di corte, che ci mettano quello che vogliono, la necessità di calmierare è nelle città. È nelle città perché lì ci sono possibilità anche di conflitto, ci sono possibilità anche di imitazione, ci sono tensioni che vanno e soprattutto c'è bisogno di utilizzare questo strumento come arma di governo. Per cui noi popolari andiamo al governo, dobbiamo tenere bassi i magnati, dobbiamo tenere bassi i nobili, quindi che non si mettano tutta quella roba che avevano prima, che stiano ridotti, capisci il senso di arma di governo. Poi c'è l'aspetto religioso, il mondo protestante. Dal punto di vista della necessità di governo, sia di diciamo, tenere in equilibrio la società, sia di evitare gli sprechi, anche nel mondo protestante c'è questa necessità, per cui le città continuano ad emanarle. Ecco. Diciamo che dal punto di vista religioso impongono dal 500 in avanti, e qua fa un po' ridere ma è vero, impongono un cambiamento della moda. Nel senso che dal 500 in avanti, con il protestantesimo, nell'Europa centrale, si impone una moda diversa, una moda più misurata, una moda più sul nero, una moda più su tinte, e quindi da questo punto di vista c'è un intervento, diciamo, quasi diciamo, a latere, che modifica profondamente la moda. Anche perché le infinite cose che non ho detto, avrei voluto, forse bisognava anche che io accennasse il fatto, cioè che la moda come fenomeno nasce proprio quando nascono le prime leggi suntuarie, cioè fra 200 e 300. E lo dimostrano alcuni elementi. Uno è proprio questa occhiuta attenzione per quello che le donne si mettono addosso, vuol dire che il fenomeno c'è e che le città lo avvertano come estremamente significativo. Secondo, perché ci sono tutte queste prediche che sarebbe come dire se la nostra televisione tutto il giorno parlasse di un argomento, vuol dire che quell'argomento è davvero importante e significativo, se no. Terzo è che ci sono le botteghe artigiane che esplodono e producono di tutto e nonostante i limiti della legge non fate cose nuove, ne fanno una tutti i giorni, perché sennò la gente non compra e quindi c'è un'enorme differenza rispetto ai secoli precedenti nella produzione, nel commercio e così via. Per tutte queste ragioni la moda nasce allora e nasce anche per l'ultima ragione che voglio dire è che dal 200-300, cioè dall'epoca delle prime leggi, che c'è una distinzione molto chiara tra l'abbigliamento maschile e l'abbigliamento femminile e la moda nasce sui corpi degli uomini, perché per tutto il 300 quello che segna veramente la novità sono le calze braghe attillate degli uomini, quella tal conchiglia che dovrebbe coprire i genitali che evidentemente attrae subito gli sguardi lì, il farsetto che è la sorta di protogiacca. La prima protogiacca è il farsetto che portano gli uomini a quell'età. I colori sono sul corpo degli uomini, quindi la moda nasce sul corpo degli uomini, nasce in quel periodo e poi ha una serie di evoluzioni che producono anche una maggiore visibilità delle donne e minore degli uomini, ma non un lusso minore degli uomini. I completi degli uomini
spesso erano molto più costosi di quelli delle donne, ma magari meno vistosi, meno, diciamo, ricami e fili d'oro, ma dei broccati o dei tessuti alto-basso, dei velluti, che ci si metteva un giorno per fare 20 cm di tessuto, quindi potete immaginare cosa costavano. È una curiosità che mi è sorta per il ruolo dei predicatori. L'abitudine di coprire i monili con della stoffa nera durante il lutto è una conseguenza del ruolo dei predicatori o viene molto dopo, come io posso anche pensare, dopo il Settecento? Io non ricordo nessun predicatore che dia un suggerimento del genere, però le posso dire che le leggi suntuarie regolarmente si occupano del lutto, del corrotto, del cuore rotto, e stabiliscono quante persone possono vestire a lutto, che verrebbe anche da trovare stupefacente. Ma in che senso? Perché tutti si vogliono vestire a lutto? Sì, perché tutti si vogliono vestire di nuovo con il velluto, la seta particolare di colore scuro, ma era anche di moda. Per cui il legame fra limitazione e lutto nelle leggi suntuarie c'è, è netto e riguarda quante persone, quale valore possono avere le cose, ma non ho mai trovato niente né nelle leggi né nei predicatori su questo preciso, specifico aspetto, che devo dire la verità mi incuriosisce molto, questo del coprire i gioielli. Se ne sappiamo qualcosa, mi piacerebbe molto sapere. Quindi c'è anche però un risvolto economico di rallentamento dell'economia, di mancanza di crescita, di valore e di ricchezza, quindi tutto sommato, e forse anche di tecnologia, di sviluppo della tecnologia, quindi è abbastanza oscurantista il periodo da questo punto di vista. Lei ha ragione. Poi le volevo chiedere un'altra cosa, c'è una differenza forte o limitata tra il periodo dei comuni e il periodo delle signorie? Le signorie hanno aperto probabilmente un po'. Dunque, guardi, sarebbero due temi un po' lunghi, però diciamo alcune cose a cui tengo molto. Il fatto che per gli artigiani questo sia un freno è sicuro. Addirittura si figuri che c'è scritto che i garzoni sono tenuti a denunciare il maestro che per qualche ragione non rispetti la regola. E si figuri che addirittura prevedono che il santo, ad esempio, prima di confezionare l'abito si informi bene della condizione sociale della persona, che se per caso non se lo può permettere, lui non lo deve fare, rimettendoci quindi il solido nel suo lavoro. A questo punto si apre la questione della vigenza, di quanto cioè venissero effettivamente, diciamo, non tanto rispettate, ma che presa avessero sulla società. Ecco, io penso che sia più o meno l'equivalente del nostro non superare i 120 all'ora in autostrada, ci superano tutti. Cioè, però continuiamo a farla la norma, perché la norma è giusta, perché la norma ha un senso. E poi, se proprio vogliamo far cassa, allora mettiamo tutti gli strumenti del caso. E se no, insistiamo a dire che non si devono superare i 120 e sappiamo che si superano. Anche perché produciamo macchine che anche volendo a 120 non vanno a 180, 200 e non facciamo altro che far vedere alla televisione macchine che saettano, non è che camminano. Cioè, allora come può essere? Tu puoi vendere quella macchina e poi dopo dici che non si va più di 120. Quindi questo è uno scarto tra norma e prassi che ben conosciamo. E conosciamo anche altrettanto bene che non si tiene il progresso e che quindi le attività artigianali andavano avanti, avranno pagato qualche multa, avranno incontrato qualche ostacolo, ma andavano avanti. Resta il fatto, e questa è una cosa sulla quale sono interrogata spesso, del perché comunque questa società non avesse una maggiore sensibilità, non voglio dire che dovesse non governare, non avesse una maggiore sensibilità, che poi non è neanche vero, perché ad esempio in alcune città, grandi città, ad esempio Milano, le leggi suntuarie sono poche, per cui le fanno perché si devono fare, perché hanno un senso, però grandi città nelle quali ad esempio la produzione di panni o di seta non la puoi limitare, non ti accanisci, ne fai di meno, stai lasco nella limitazione, però ecco, il tema c'è,
E poi lei mi chiede fra epoca dei comuni e successivi. Dunque, se parliamo di ambienti tipo appunto, non so, le corti rinascimentali, lì le norme non valgono. Oddio, non è che non valgano, cioè qualche norma c'è anche a corte, e alcune corti, ad esempio quella di Amedeo d'Aosta, Dio mio, è un signore che poi diventa papa, quindi era anche un tipo forse un po' particolare, molto sensibile, ma lì ad esempio ce n'erano moltissimi di norme, per cui mai niente è del tutto da escludere, per cui anche nelle corti c'era una certa regolamentazione. E poi c'erano anche delle corti parsimoniose, la corte di Ferrara stava molto attenta alle spese, per cui non sono tutti uguali. Però sicuramente il mondo cittadino, comunale, quindi parliamo di secondo 200 fino alla fine del 300, è l'apoteosi del dobbiamo farcela a tenere tutto sotto controllo. Ma si figuri che questi volevano ma proprio controllare tutto, non solo il numero dei bottoni, ma è una specie di delirio comunale di tutto controllato. E poi non è che ci sono riusciti, però è un tentativo che hanno fatto. Poi nel 400 già diventano di meno, ancora ce ne sono nel 500, ma nel 6 e nel 700 sempre meno. Però mai nessuno ha messo in naftalina questo strumento, che ha continuato per secoli ad essere ritenuto valido, che è uno strumento che, detta molto in sintesi, è questa: cerchiamo di usare le apparenze per comunicare quello che noi facciamo anche oggi, gli arancioni, i verdi, questo, quello, i ragazzi che portano i pantaloni con il cavallo alle ginocchia, o adesso l'uso dei jeans con gli strappi, che io penso sempre che fra 200 anni un abitante di Selene vede qua e vede i nostri armadi e dice poveri straccioni, guarda come erano ridotti, costano delle fortune. Per cui per comunicare innovazione, gusto, capacità di inventare, freschezza, era soprattutto un fenomeno che riguardava i giovani, ecco. Però certamente con l'avanzare, ma neanche tanto della produzione, perché la capacità economica che hanno avuto le nostre botteghe nel 2 e nel 300 non l'hanno più avuta nel 5 e nel 600. Però certamente con il tempo diventa meno, diciamo, la moda viene anche, come dire, ormai accettata e si tenta meno, ecco, di tenere a freno un fenomeno che dalla fine del 600 viene definito una malattia, un'infezione, qualche cosa che ti costringe, un contagio, ti costringe a... Noi lo sappiamo, c'è l'anno che usano le scarpe con le punte lunghe, tutti portiamo delle scarpe che ci incastriamo sotto al filo, l'anno dopo le scarpe vanno a punta, ma no, a me piace, a che mi piace, ti costringono a fare quello. Questo è quello che poi a un certo punto diventa la prevalenza dell'interesse economico sul progetto politico. Ma se lei la vede da questo punto di vista, non è mica tanto un faroletto questo. Capisce che l'interesse economico non va fermato più di tanto, ma cerca di contenere i danni, cerca di tenere insieme le parti, cerca di evitare che ci siano, non dico delle differenze che ci sono, ma che siano previste, tenute sotto controllo, che le persone sappiano di essere previste nella loro diversità. Da questo punto di vista lo strumento è meno ferrovecchio di quello che sembra. C'è qualche altra domanda? Volevo dire questo, ma i pantaloni lì, ma non è che furono proprio un politico, Allora, se lei intende da uomo è una cosa, da donna è un'altra. Allora, da uomo pantaloni, ma davvero intesi come pantaloni, ma guardi che dobbiamo arrivare praticamente alla fine del Settecento. Quando arriviamo ai sans-culottes, che si chiamano così perché sans-culotte, senza le culotte erano una specie delle nostre calzamaglie. Fino allora, quindi circa fino al Settecento, ovviamente con qualche più differenza, nelle campagne già era un po' diverso, ma soprattutto nelle città. Gli uomini portavano questa sorta di calzabraga che è cominciata per la prima volta, le dicevo, fra 2 e 300, è stato un grande scandalo, un'innovazione, una cosa che piaceva moltissimo ai giovani soprattutto, che a seconda poi delle età poteva essere coperta da mantelli, da abiti che arrivavano fino alle ginocchia, oppure dal semplice farsetto che quindi mostrava completamente tutte le gambe. Queste calze erano cucite su misura sulla gamba dell'uomo, perché non c'era l'elastico, quindi erano proprio cucite su misura e assicurate con dei laccetti al farsetto. Il farsetto aveva all'interno delle asole e i laccetti. Ma non sono pantaloni,
un pochino vagamente assomigliano nell'esibizione della gamba. Il pantalone, e non è pantalone nemmeno quello un po', come dire, bombato, che si portava sempre con questo tipo di calze, e la corazza, tipicamente seicentesco. Ora adesso noi andiamo per la strada e vediamo che le nostre ragazze portano il tutù e la giacca di pelle. Dici, ma che ci azzecca? Niente. Ma non ci azzeccava nemmeno quello, che portavano la corazza e poi una specie di pantacollan, magari bianco, di seta, e una specie di gonna a palloncino, che sarebbero dei pantaloni corti da uomo. Per cui anche da questo punto di vista si è inventato poco. Il pantalone vero, diciamo, comincia alla fine del Settecento con, diciamo così, la rivoluzione francese, ma in realtà comincia veramente con la rivoluzione industriale, quindi sempre nel Settecento, quando nasce la divisa borghese, cioè quando nasce un tipo di abbigliamento da uomo funzionale soprattutto al lavoro, molto diversificato da quello un po' o da corte o da giovanotti galanti, però piace fino a un certo punto, per cui c'è la reazione dei dandy, che quindi cominciano a mettersi di nuovo una cosa con le ghette che sembrano i vecchi pantacollan e così via. È una bella storia quella della moda da uomo, molto meno nota di quella da donna, ma invece molto ricca. Bene, io ringrazio. È già finito. Sono eventi, la professoressa, per questo centrato ragionamento sul tema dei confini da una prospettiva che terremo ben presente nei prossimi incontri. Grazie ancora, e io vi invito al prossimo incontro della settimana prossima, che sarà con Silvia Carraro, che parlerà del senso di un confine, la reclusione femminile nella Venezia medievale. Sarà un altro modo di vedere un confine in questo senso fisico molto forte, ma come vedremo volontario. Grazie ancora, anche salutiamo quelli che ci hanno seguito in streaming, quelli che non hanno trovato posto questa sera qui. Arrivederci e a tutti.